E negli Stati Uniti continua lo scontro tra Casa Bianca e Cina sul tema origine del virus. Stavolta è il segretario di Stato Pompeo ad attaccare. Vediamo da New York il corrispondente Dario La Ruffa. Stati Uniti sempre più all'attacco della Cina. Il segretario di Stato Mike Pompeo sostiene che ci sono prove consistenti del fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan. Parlando alla rete TV ABC, Pompeo non vuole dire se pensi che il virus sia stato rilasciato intenzionalmente. Il ministro degli esteri americano è durissimo. La Cina è nota per la sua propensione a infettare il mondo e a usare laboratori scadenti, afferma. Pechino ha fatto tutto quello che ha potuto per assicurarsi che il mondo non sapesse in modo tempestivo, conclude. Emerge anche un rapporto di 15 pagine dei servizi segreti di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Ne scrive il New York Post: la Cina aveva prove sul virus già agli inizi di dicembre, ma ha cercato di farne sparire le tracce. Il ministro Pompeo è il leader dell'ala anticinese nell'amministrazione. Trump è molto concentrato sul tema anche in chiave elettorale, ma tenta comunque di tenere un canale aperto verso il presidente Xi. Dopo andamenti altalenanti, gli ultimi sondaggi Gallup danno in crescita. Trump è salito al 49% dell'approvazione contro il 47% di non approvazione. Dopo l'allarme